Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, appuntamento consueto del mercoledì, gruppo TV7, come sempre io ripeto, ci facciamo un po' di autopubblicità alla rientro dalla pubblicità, ma siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Ospite il dottor Fabio Incastrini, presidente Alta Vita IRA. Allora, stavamo parlando ovviamente che i maggiori, quelli che purtroppo hanno preso questo virus, sono gli operatori del settore. La prima domanda è questa: nell'azienda ospedaliera capitano che lì ci sono molti più infermieri che nelle case di riposo. Ultimamente sono successi degli episodi, però non mi sembra che abbiano un'incidenza come nelle case di riposo, o vedo male io la cosa, e di conseguenza le chiedo, c'è una carenza, io vedo, sento, leggo che c'è una carenza di operatori del settore, come riuscirete a superare a questa situazione che è davvero drammatica, oserei dire, non difficile, drammatica? La situazione è molto difficile e ci sono anche dei distinguo da fare per un po' contestualizzare il problema. La carenza del personale delle strutture residenziali per anziani è nota da tempo. Peraltro ma perché, mi scusi se la interrompo, ma perché si sapeva ancora nella prima ondata, gli anziani vengono, pagano una retta, perché è anche delle volte abbastanza consistente, certo, e non indifferente, perché davvero tanti mi dicono mamma mia, andare a una casa di riposo da anziani devi spendere 2000, 2200, dipende da casa, cioè tanti soldi spendono, e c'è questa carenza, perché non è che vengono lì li pagano anche alla fine, ma no? È brutto dirlo, però io le devo fare questa domanda. Certamente, il problema è un problema strutturale, nel senso che il personale, in particolare infermieristico, non c'è sul mercato, quindi non è una mancanza di volontà. Per quale motivo? Perché il numero di laureati in scienze infermieristiche è insufficiente rispetto alla richiesta del mercato. Abbiamo evidenziato al Ministro della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Governatore Zaia, che evidentemente in questo ha una facoltà limitata perché è un problema più ministeriale che altro, queste carenze. Lei immagini che dal 2008 ci sono documenti scritti che sono stati inviati al governo perché si prendesse con posizione tutta la gente che su cerca questo. lavoro. Certo, però non ci sono gli infermieri che cercano lavoro, perché noi siamo anche fortunati perché abbiamo una struttura consolidata in Alta Vita IRA e quindi riusciamo a gestire la situazione. La diversità tra innanzitutto è il fatto che i concorsi di Azienda Zero, che è l'organismo sostanzialmente a livello regionale che gestisce le assunzioni del personale dipendente delle ASL, hanno sottratto risorse agli istituti di riposo per anziani, perché gli infermieri evidentemente ambiscono anche a lavorare presso l'azienda ospedaliera, presso l'ASL, e questo è anche comprensibile. Dopodiché il numero comunque è insufficiente, nel senso che i laureati non coprono la domanda e quindi evidentemente in alcune strutture possono esserci delle carenze di questo tipo, ma non sono evidentemente dovute alla mancanza di volontà di assumere questo tipo di personale, tant'è che in alcune province è stato chiesto all'ASL un intervento, perché evidentemente l'ASL e l'azienda ospedaliera possono gestire il personale in maniera diversa. Non è che i numeri dei contagi siano diversi, sono gli stessi da loro, piuttosto, cioè da loro nel senso un'azienda ospedaliera oppure all'ASL rispetto ai nostri. Il problema è che mentre l'ASL può decidere di rinviare e di posticipare certe visite, certi trattamenti, e quindi dedicare quel personale che normalmente avrebbe delle funzioni diverse all'emergenza Covid, noi questo evidentemente non lo possiamo fare, perché i nostri ospiti hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Punto. E quindi? E quindi bisogna, fortunatamente diciamo che noi riusciamo in Alta Vita IRA, stiamo gestendo la situazione con delle difficoltà, nel senso che il personale sicuramente sta lavorando e quindi io devo sempre, come già in passato, devo ringraziarlo perché è una risorsa straordinaria e evidentemente si presta ed è disponibile anche a fare un po' di straordinario, comunque a sopperire alle carenze dei colleghi che sono malati, ma ci sono strutture che non hanno evidentemente
evidentemente la nostra capacità e la nostra massa critica, che si trovano in difficoltà, che stanno cercando di reperire all'esterno questo personale, ma è molto difficile, per non dire impossibile, trovarlo, tant'è che abbiamo chiesto all'ASL, appunto anche alcuni hanno chiesto all'ASL proprio l'intervento, quindi dovrebbe essere applicato al personale, visto che anche il governo... Quanti ospiti avete nella... Noi ne abbiamo circa 500. Ecco, in virtù di quello che sta dicendo, e capisco e lo vedo che lo dice in una maniera preoccupata, perché si vede dagli occhi che lo dice in una maniera preoccupata, la soluzione qual è? Perché o riducete l'ingresso degli anziani o aumentate il personale. No, allora, qui la storia è o A o certo, B. allora l'ASL ha già sospeso per alcuni mesi gli accoglimenti, per cui il numero di ospiti si è ridotto. Noi riusciamo comunque a gestire e garantire il servizio senza eccessivi problemi, perché si tratta di superare il prossimo mese o i prossimi 2 mesi. Poi la situazione, evidentemente il personale fortunatamente è nella stragrande maggioranza dei casi ne abbiamo circa 600 con l'indotto, diciamo così, ecco, nel senso anche con i soggetti esterni, sono circa 600 dipendenti che gestiscono sia le residenze appunto che i centri diurni, e quindi sono 5 residenze, perché abbiamo una residenza per anziani autosufficienti che stanno vivendo questo periodo tutti assieme, fortunatamente con anche molte attività, insomma, e quindi il tempo per loro passa anche più agevolmente, 2 strutture per anziani non autosufficienti e 2 centri diurni. Come dicevo, il personale in questo momento, la situazione è sotto controllo, pur con delle difficoltà. Si tratta evidentemente di scollinare, di superare questo periodo, perché poi il personale evidentemente è positivo al Covid, dopo circa 3 settimane si negativizza, sono quasi tutti asintomatici in una stragrande maggioranza, diciamo, e quindi poi tornano al lavoro. Quindi il problema poi c'è un problema viceversa più strutturale. Sperando che non intacchi naturalmente, questo poi normalmente sono interi nuclei familiari che sono in quarantena, perché noi abbiamo verificato che normalmente sono genitori, figli, e evidentemente poi quando ce n'è uno positivo poi diventano tutti positivi, perché sono contatti stretti, e quindi ecco. Poi c'è viceversa un problema più strutturale, che è quello di gestire, noi l'abbiamo evidenziato dal 2008 anche quest'anno, ma come voglio dire negli anni passati, che è stato sopperito per alcuni anni attingendo ai mercati dei paesi che sono diventati membri della comunità europea, dell'Unione Europea, quali paesi dell'est, per cui molti infermieri, soprattutto infermieri, ma anche molti operatori li abbiamo in qualche maniera li abbiamo utilizzati, ma sono soggetti di altri paesi. Poi una volta che questa possibilità, questa sacca, diciamo, si è esaurita, adesso il problema sta diventando, i nodi vengono al pettine, e quindi evidentemente è un problema che va gestito a livello centrale dal governo e dal ministero competente, che deve evidentemente strutturare l'università, così come per i medici. Chiederà aiuto al governo? Ma è già stato chiesto, abbiamo scritto una lettera anche qualche mese addietro, il presidente di Uripa e noi tutti, che è l'associazione appunto delle case di riposo pubbliche, abbiamo scritto una lettera molto puntuale al governo, dove chiedevamo un intervento appunto al governo e a tutti i parlamentari e a tutti i presidenti di tutte le regioni, proprio perché è necessario un intervento, tant'è che in questi ultimi mesi credo che si sia preso coscienza del problema, perché tutti i mass media, la stampa, le televisioni eccetera stanno intervenendo molto spesso su questa questione, e credo che insomma sia importante che tutti noi abbiamo coscienza per il nostro futuro di questo Dottor, mi diceva prima che domani è un appuntamento col prefetto, e cosa andrà a chiederle? No, domani dobbiamo fare con il prefetto il punto della situazione, proprio per capire dove e quali sono le criticità, e credo che uno dei temi sarà proprio quello del personale. Speriamo che riusciate a risolverlo, certo, dobbiamo. Davvero è una cosa difficile. Come viene gestita la visita degli ospiti? Io si ricorda la prima volta che è venuto a trovarmi, c'erano molti ovviamente parenti vicini anche degli ospiti delle case di riposo, che non vedevano i genitori, non vedevano questo, non c'era la possibilità di collegarsi, avevate chiuso le frontiere, poi le avete riaperte. Ora com'è la situazione? Adesso le abbiamo richiuse. Adesso le avete richiuse? Adesso guardi, direttore, ci sono
due temi. Il primo sono appunto gli accessi dei parenti, dei familiari, diciamo così, che sono stati ovviamente che sono stati inibiti in questo momento proprio per la gravità della situazione. Si era ipotizzato di far accedere i familiari previo tampone, ma evidentemente qualcuno i tamponi li deve eseguire. Le strutture sono sotto pressione in una maniera molto importante, per quale motivo, tornando, effettivamente mi sembra interessante anche per chi ci ascolta da casa, perché evidentemente noi dobbiamo eseguire a nostre spese, nel senso che il personale è sempre il nostro, i tamponi agli ospiti e al personale. Questo richiede la presenza di infermieri, la presenza di medici che refertano e di personale che poi trasmette i dati all'ASL. Quindi lei immagini che noi abbiamo in alcune settimane eseguito anche 2 o 3 tamponi alla settimana al personale di alcuni reparti, che vuol dire 600, 700, 800, 900 tamponi alla settimana. Quindi non solo agli ospiti, che lo fanno ovviamente regolarmente. Mi scusi, dottor Incassini, non c'è la possibilità, sto chiedendo una banalità perché la possibilità di avere gli ospiti con una vetrata da dividere? No, ecco, poi e questo è il primo tema, per cui abbiamo chiuso evidentemente all'esterno proprio per evitare i contagi e per evitare che la situazione precipitasse. Dopodiché abbiamo evidentemente stiamo utilizzando tutti gli strumenti che ci sono messi a disposizione, dall'informatica, perché adesso gli ospiti fanno le videochiamate con una certa regolarità, anche 2 o 3 volte alla settimana, per il tempo che ritengono, insomma, perché evidentemente le capacità cognitive di ciascuno sono diverse. E poi abbiamo messo in piedi un sistema di visite proprio tramite le vetrate, nel senso che i familiari non accedono all'interno della struttura, ma accedono ai giardini, e abbiamo creato appunto delle strutture esterne riscaldate che permettono appunto di colloquiare con l'ospite, quindi col familiare, e poter scambiare, perché è importante anche il contatto visivo. Credo che sia molto importante per gli ospiti vedere i propri cari, i propri figli, i propri coniugi, e questo dà molta energia, dà molta carica. È chiaro che è una cosa, cioè un'attività anche questa molto delicata, perché evidentemente può essere svolta solo in alcuni orari, perché è chiaro che poi ci sono problemi di paste, eccetera. Normali, sì, ma ecco, va organizzata, e serve del personale qualificato, perché anche gli incontri con i familiari vanno preparati, perché gli ospiti hanno, come dicevo, problemi di salute, patologie e anche capacità cognitive che sono molto diverse gli uni dagli altri. L'abbiamo fatta e ricordo con molto piacere, perché c'erano alcuni suoi colleghi della stampa e qualche televisione. Abbiamo fatto un incontro proprio qualche settimana fa con alcuni ospiti. C'era un ospite di una delle residenze di via Beato Pellegrino che diceva, è entrato qualche anno fa, e diceva, c'era la figlia, e diceva: guarda, sono entrato che stavo veramente male, e adesso dirige tutti a bacchetta e chiede libri, e legge tutti i giorni il quotidiano, legge libri, avrebbe il desiderio di mangiare il baccalà con la polenta, eccetera, cosa che in questo momento evidentemente non può arrivare dall'esterno. Insomma, ce ne sono alcuni che sono molto stimolati e che recuperano moltissimo, quindi diventare anziani in una struttura può essere anche difficile, ma alle volte migliora la qualità. Diventa anche pur con facile. Tutte le difficoltà naturalmente del caso. Le capisco. Delle volte mi pongo il problema, io ho la mamma anziana e dico sempre: no, la mia mamma deve rimanere a casa con la badante, non voglio mai che vada in una casa di riposo. Secondo lei è meglio che un anziano in determinate condizioni vada in una casa di riposo, o è meglio che viva a casa con la badante? Lei che sta vivendo benissimo, ma mi dirà è meglio che vada alla casa di riposo, perché voi vivete questo? No, guardi, le dico che, ma questo forse l'ho già detto in passato, qualche anno fa ritenevo, anch'io ero evidentemente un po', non conoscevo bene queste realtà, e quindi ritenevo che uno stesse meglio a casa propria. Allora ritengo che, ma sono giunto a questa conclusione, fintanto che uno è autosufficiente, o che comunque ha una mente lucida, brillante, e quindi si relaziona, può vedere tante persone, assolutamente è meglio che rimanga a casa. Nel momento in cui ci sono delle difficoltà
di carattere cognitivo o c'è bisogno di un'assistenza, io credo che una struttura adeguata sia di gran lunga preferibile. Ma come faremo, dottore Cassini, visto che stiamo un popolo anziano, quindi ovviamente... Dobbiamo ottimizzare le risorse, dobbiamo cercare di migliorare l'assistenza domiciliare, perché evidentemente l'assistenza domiciliare ha dei vantaggi fin tanto che uno può riceverla, e dopodiché bisogna creare delle strutture efficienti dove vengono ottimizzati i costi. Noi abbiamo lavorato in questi anni proprio per ottimizzare i costi, per cercare di mantenere un servizio adeguato senza aumentare i costi. Ci sono sicuramente quest'anno importanti problemi anche di carattere economico, perché la Regione ha stanziato delle risorse, ma lascio immaginare insomma quali possono essere stati i costi dovuti alla pandemia, sia in termini evidentemente di minori ingressi di ospiti, ma anche in termini proprio di costi vivi del personale, malattia eccetera eccetera, ausili e attrezzature di ogni genere, insomma. Però ne usciremo, e quindi dobbiamo gestire al meglio le risorse per cercare di far sì che chi entra abbia dei costi che sono sostenibili. L'importante è che il legislatore, in questo caso che sia la Regione o chi per essa... Ma quanto costa? Si può dire il costo di... Sì, il costo si può dire, nel senso che per un anziano che risiede in struttura e che non è autosufficiente, il costo, se ha l'impegnativa di residenzialità, cioè dei contributi della Regione, è indicativamente sui 1.700-1.800 euro, quindi è un costo sicuramente indipendente importante. Se uno è autonomo o se uno ha bisogno... No, parliamo di anziani non autosufficienti, che sono la stragrande maggioranza degli ospiti delle case di riposo ormai. E quelli invece sufficienti? No, quelli sufficienti, noi abbiamo una struttura per anziani autosufficienti che è l'Istituto Piaggi in Piazza Mazzini, che è tra l'altro una bellissima struttura dove ci sono voglio dire anche grandi anziani. No, il costo è un po' più basso, comunque sempre, però hanno un trattamento sostanzialmente alberghiero quotidiano con l'assistenza eccetera eccetera. Senta dottore Castrini, nel caso in cui un paziente, un ospite, lo chiamiamo più giustamente ospite, non sia autosufficiente e ha bisogno di un infermiere, lo deve mettere a disposizione lui, oppure no, la casa di riposo mette a disposizione tutto? Perché le faccio questa domanda? Perché c'è stata proprio recentemente, ci è arrivata un'email di uno che doveva portare un genitore in una casa di riposo, però non era autosufficiente, la casa di riposo, non ricordo il nome, gli ha detto devi portarti anche la badante che lo segua per fare determinate operazioni. È tutto vero questo? Ci sono, allora, oppure è una... Guardi, le dico, cioè le posso dire per certo questo, che chi entra in una struttura per anziani, in particolare per anziani non autosufficienti, ma anche sostanzialmente per anziani autosufficienti, sostanzialmente non ha bisogno assolutamente di alcun tipo di ausilio ulteriore. Però le garantisco che no, ma non lo metto in dubbio, dipende, poi le strutture sono tante e sono diverse. Allora, in Alta Vita IRE ci sono, oltre agli operatori che evidentemente si occupano di tutta quella che è la gestione dell'ospite, ci sono gli infermieri che sono dipendenti dell'ente e soprattutto, e oltre agli infermieri, i medici che sono dipendenti dell'ente. Quindi chi entra ha non solo il trattamento, ovviamente il vitto, l'alloggio e quant'altro, ma il servizio di lavanderia, ha il proprio infermiere, il proprio caposala e il proprio medico curante. Quindi cioè ogni giorno l'ospite vede... Senta, dottore, sì, ma adesso le faccio una domanda perché siamo quasi in chiusura così, certo, di curiosità. C'è qualche ospite che viene lì, essendo abituato ovviamente a una certa età a vivere per 80 anni, 85, 90 anni in casa propria, arriva lì, trova un mondo diverso, comincia a urlare, no, voglio ritornare a casa? Ma devo dire che si ambientano... Perché ho sentito che sì, questi... certo, ma è evidente che qualcuno che non capisce, ma devo dire che sono normalmente ospiti magari poco lucidi, invece chi è lucido si cerca il proprio spazio, perché noi abbiamo moltissimi ospiti che io conosco, adesso purtroppo li posso vedere meno perché sono molto attento nell'andare nelle residenze per ovvi motivi, insomma, per una questione di rispetto e che non voglio che nessuno rischi, però voglio dire, all'interno delle strutture c'è il servizio di animazione che gli fa a seconda delle capacità realizzare una serie di lavori di artigianato,
l'orfanato, hanno il coro all'interno, quindi hanno tantissime attività, per questo dico è molto stimolante se uno vuole. Una struttura non di Padova, però c'era la mamma di un mio amico che ha più di 90 anni, si è anche innamorata. Certo, beh, ma guardi, allora, una love story al Piaggi i nostri ospiti hanno realizzato Romeo e Giulietta, e Romeo aveva 98 anni e Giulietta, adesso non ricordo se 100 lui e 98 lei o viceversa. Ci sono grandi anziani che sono indubbiamente, hanno delle capacità straordinarie, fanno lezione di inglese, voglio dire recitazione, quindi fanno delle cose veramente interessanti. Concludendo, come gestite le sanificazioni, che poi è una cosa molto importante? Allora, le dico per esempio che adesso a Palazzo Bolis, proprio per evitare, siccome ci sono stati alcuni casi di ospiti positivi, è stata sanificata l'intera struttura. Quindi l'intera struttura significa che sono state sanificate tutte le strutture, intendo dire le strutture gli immobili, ma anche tutti i beni mobili, che non significa solo gli arredi, ma tutta la biancheria, i materassi, le lenzuola, eccetera. Quindi ci sono, ovviamente abbiamo delle ditte specializzate che vengono e la sanificazione viene fatta anche per gli indumenti. Questo proprio per evitare, è chiaro che non sappiamo, e questo anche dal punto di vista scientifico è difficile capirlo, poi anche il fatto del condizionamento dell'aria, quanto incida sulla diffusione del virus, perché è chiaro che se un positivo evidentemente staziona soggiorna in una stanza, nessuno è in grado in questo momento di garantirci se l'impianto di condizionamento, dico perché evidentemente abbiamo pensato tutte le varie problematiche che ci possono essere, quanto possa essere causa della diffusione del virus, ma diciamo che la sanificazione avviene sostanzialmente con i prodotti, candeggina, alcol e quant'altro a base di, avviene in tutti i locali. Questo proprio per evitare. No, lo facciamo. Adesso abbiamo fatto una sanificazione totale di tutti gli ambienti, di tutti gli oggetti, ma normalmente le pulizie sono giornaliere e quindi la sanificazione avviene giornalmente e periodicamente, una volta ogni settimana, avviene in tutti gli ambienti. Ultimissima domanda, dottor Incastrini, le richieste come sono? Ce ne sono? Le rifiuta? È tutto pieno? No, allora le richieste, premesso che noi abbiamo istituito, perché così evidentemente prevedeva il protocollo dell'ASL, anche se non per tutti evidentemente è stato facile o è stato possibile, perché le dimensioni della struttura ci danno anche dei vantaggi. Noi abbiamo avuto un reparto Covid che è stato vuoto fino a qualche settimana fa, proprio perché abbiamo mantenuto un intero reparto appunto vuoto per gestire poi l'emergenza, perché evidentemente poi i soggetti positivi vanno isolati e vanno trasferiti in questo reparto, per cui abbiamo avuto la sospensione degli accoglimenti nella primavera, come per tutte le strutture, evidentemente perché diventava rischioso, e poi possiamo anche capire che i familiari, se non possono vedere poi il loro caro, diventa evidentemente, ci pensano due volte. Poi c'è stata una riapertura con una domanda abbastanza, direi molto buona, e adesso abbiamo rallentato proprio perché dobbiamo avere gli spazi per gestire. Si ricorda la prima ondata non c'era la possibilità per via del Covid, oggi invece c'è questa possibilità? Allora oggi c'è la possibilità, ma abbiamo tenuto una parte della struttura proprio vuota perché vogliamo essere tranquilli che se ci fosse, voglio dire, un numero di positivi importante, abbiamo lo spazio per gestire evidentemente la quarantena fiduciaria, eccetera. Devo dire che fortunatamente e diversamente che nei mesi passati anche molti anziani con patologie o grandi anziani, fortunatamente, che risultano positivi, sono asintomatici, e questo diciamo che in qualche maniera, questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia ovviamente, ma dobbiamo essere molto attenti. All'inizio l'ho visto preoccupato, al termine di questa trasmissione con lei vede un po' di luce in fondo al tunnel? No, io vedo un po' di luce, tanto dipende dal nostro comportamento fuori dalle strutture, come dico sempre, perché il problema non sono gli anziani che sono all'interno delle strutture, ma il problema siamo noi tutti. Un comportamento diligente, un comportamento responsabile, e purtroppo non sempre è così da parte nostra, fa sì che evidentemente i numeri calino, dei positivi calino, e questo comporta che allentiamo la tensione sulle strutture per anziani, allentiamo la tensione sulle strutture ospedaliere, e soprattutto evitiamo il diffondersi del contagio, e questo evidentemente non mette a rischio anche gli anziani che sono all'interno delle strutture
strutture. Quindi noi dobbiamo essere responsabili, coscienti anche e soprattutto nella nostra vita personale. Grazie dottor Fabio Incastini, in bocca al lupo per il voi. suo lavoro. Grazie. E invece noi diamo un appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Davvero buonanotte. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta.